In questo video voglio parlarti di long Covid. Negli ultimi mesi tantissime persone mi hanno scritto via email, piuttosto che nei commenti di YouTube o nelle mie consulenze, dicendomi: Alessio, i miei sintomi sono aumentati dopo l'evento Covid, dopo il periodo di Covid. Questi sintomi possono essere variegati, ce ne sono veramente tantissimi. Ora, per ogni sintomo uno pensa che ci sia qualcosa di diverso da fare, che la terapia sia diversa. Ecco, voglio dirti che il dolore cronico persistente al collo, piuttosto che alla schiena, viene trattato allo stesso modo come quello del long Covid. I sintomi di long Covid sono sintomi di ansia, di fatica, di emicrania, brain fog, non avere la mente quindi sharp, no? Quella che ti fa veramente rimanere nel qui e ora. Questi sono sintomi variegati, possono essere anche dolori diffusi che vengono usati dal nostro sistema nervoso per proteggerti, tra virgolette. Proteggerci cosa vuol dire? Ci arriviamo tra un attimo. Prima di arrivare quindi alla soluzione di oggi, fammi presentare, se non mi conosci e sei arrivato in questo canale da poco, io sono Alessio Veneziano, fisioterapista, uso un approccio multidisciplinare, principalmente psicologico, per la remissione dei sintomi persistenti. Mi sono specializzato in psicologia del dolore e attraverso appunto consulenze 1 a 1, programmi online, aiuto le persone a ritornare a stare bene, ad una vita normale, una vita senza sintomi e ritornare alle attività che volevano fare, quindi in totale libertà. Questo è il mio obiettivo. L'obiettivo di oggi in questo video è appunto darti delle informazioni che probabilmente non ti ha detto nessuno, e cerca di rimanere con un'apertura mentale, perché sono informazioni che possono essere strane all'inizio, lo sono state per me anche strane, ma che hanno aiutato decine, centinaia di persone che hanno messo in pratica queste informazioni. Quindi il Covid, tutto è iniziato dal Covid. Tu penserai che è stato il vaccino il problema, può essere stato il vaccino, non penso, perché queste persone che soffrono dal long Covid con questi sintomi, fatica, emicrania, brain fog, ansia, erano persone che comunque erano già ipersensibili prima. Quando dico ipersensibili intendo il sistema nervoso era già a un carico di stress emotivo molto alto, e poi quando c'è stato il Covid ovviamente il carico emotivo che ci siamo messi addosso, soprattutto in Italia, è stato tantissimo. Quindi il terrore, il senso di imprevedibilità di quello che sarebbe successo, la paura di perdere un lavoro, la paura di non riuscire a fare qualcosa che prima per noi era scontato, la preoccupazione. Quindi tutte quelle persone che avevano già molta preoccupazione addosso, comunque un passato molto stressante, sono arrivati ad avere questi sintomi. Magari ci sono stati dei lutti, no? È un periodo della nostra storia molto particolare dal punto di vista non solo diciamo sociale, ma anche proprio medico. Quindi il long Covid ha fatto sì che ci sono dei processi inconsci che sono iniziati a accumularsi nei mesi e negli anni, che hanno portato a emozioni inconsce represse nel corpo. Cosa vuol dire emozioni inconsce represse nel corpo? Vuol dire c'è stata molta rabbia, tristezza, imbarazzo, se vogliamo. Tutte emozioni negative, tra virgolette, che noi, certe persone che hanno una certa personalità, tendevano e tendono ancora a reprimere. Ma tu non sai quali sono queste emozioni, tu non sei conscia o conscio di queste cose, perché queste emozioni sono inconsce e vengono represse nel corpo, perché il corpo è come una spugna, prende tutto quello che può e lo immagazzina dentro il corpo, quindi sono state somatizzate.
Perché vengono somatizzate? Perché è più sicuro per il corpo somatizzare un'emozione che esprimerla fuori, perché esprimerla vuol dire andare fuori controllo. Andare fuori controllo vuol dire fare cose che il nostro ego non vuole fare, perché è più importante rimanere in una situazione, diciamo, protetta, ok? Quando si dice andare fuori dalla comfort zone, è la stessa cosa. Noi cerchiamo di rimanere, noi, il nostro inconscio, di farci rimanere in equilibrio, ma questo equilibrio cosa ha portato? Ha portato a far riempire questo serbatoio che noi abbiamo all'interno di noi. Pensa che tu abbia un serbatoio di emozioni represse, ok? Questo stress represso ha un limite. Quando arriva a un limite, il nostro sistema nervoso inizia ad accendersi e l'allarme inizia ad essere questi sintomi. E questi sono semplicemente sintomi che il nostro corpo sta cercando di usare per non fare sboccare questo serbatoio, ma non ce la fa più, non ce la fa più a rimanere, a trattenere quella rabbia, quella tristezza, quell'insicurezza, quel senso di colpa, a volte, no? Ci sono varie emozioni che possono essere represse qui. E questo è qualcosa che è nato da molto tempo, cioè questo procedimento, questa cosa che ti sto dicendo, non è qualcosa che mi invento io. Infatti uno dei pionieri, il dottor Sarno, nel 1970-80, già iniziava a capire che c'erano delle situazioni in cui i pazienti che vedeva con dolori persistenti avevano delle personalità particolari, personalità che sono, diciamo, molto simili a quella che potresti essere tu oggi, nel senso, quindi avere senso di controllo, non riuscire a esternare le emozioni, cercare di portarsi tanta responsabilità addosso, avere degli obiettivi molto alti e quindi cercare di arrivare lì senza assolutamente cercare un aiuto, perché siamo persone molto metodiche, molto critiche anche su noi stessi, sugli sbagli che facciamo, ci diamo tanta pressione addosso. Questo ti dico noi, perché anche io ho questa tipologia di personalità, ma quando ho capito che c'erano delle emozioni represse che mi davano dei sintomi corporei, perché anch'io ho sofferto da sintomi persistenti, allora lì ho capito che la paura era quella che andava a mantenere i sintomi. E più sintomi abbiamo, e più paura c'è, più sintomi abbiamo. Questo è il circolo vizioso che non finisce mai, no? E questo nella maggior parte delle persone che hanno il long covid vivono in questo ciclo di paura. È una paura di qualcosa che viene repressa dentro il corpo aumentando i sintomi, ok? Ora, seguimi fino a qua perché per te potrebbero essere cose stranissime o magari scontate, ma la soluzione esiste in tutto ciò. La soluzione esiste, è un approccio mente-corpo, ok? Non dico, io non sono contro la medicina convenzionale. Per me la medicina convenzionale è molto efficace per infezioni, ok? Se vogliamo anche tumori, per gestirli, oppure fratture, ok? Ma non possiamo utilizzare la medicina convenzionale per questa problematica di long covid, perché sappiamo che i nostri sintomi non possono essere curati o andare in remissione semplicemente con dei farmaci che nella maggior parte delle volte non funzionano oppure danno degli effetti collaterali. E se sei arrivata qua, sai che c'è un problema, che bisogna cambiare situazione, bisogna cambiare pagina, soprattutto quest'anno, dove la neuroscienza ha fatto dei passi da gigante e ci dice che persone con una certa personalità e certi sintomi, ok, questi non sono sintomi strutturali, se ci fai caso, non sono relativi a un problema del corpo dal punto di vista strutturale, perché sono tutte cose abbastanza astratte, ok? E quindi cos'è? Il nostro sistema nervoso va in ipersensibilità, rilascia questi sintomi, crea questo ciclo vizioso, inizi a non muoverti, inizi, se vuoi, a pensare che rimarrai così per tutto il resto della tua vita, inizi a catastrofizzare
che perderai il lavoro, che non riuscirai ad avere nessuna relazione, che non riuscirai a accudire i tuoi figli e ti sentirai più vecchia, più vecchio del solito. Ma qui c'è la soluzione, che è ovvero quella di svuotare questo serbatoio di emozioni represse, perché sono quelle che ci stanno ammazzando. E come lo svuotiamo questo serbatoio? Ci sono varie tecniche che in Neurobalance io e il mio team usiamo e che insegniamo, e nel mio canale YouTube ne trovi diverse, ok? Ma se parliamo di queste principali problematiche, svuotare il serbatoio vuol dire iniziare a utilizzare la scrittura espressiva, iniziare a usare il tapping, iniziare a usare il tracciamento somatico, tutti tool e strumenti che ti danno una mano incredibile per svuotare questo serbatoio. Ma quando ti dico svuotare, non vuol dire pensare positivo solo, perché dobbiamo svuotarlo. Quindi dobbiamo attraversare queste emozioni inconsce per ritornare a stare bene. Ora tu dirai, ma io come faccio a sapere se sono inconsce? Io come faccio a sapere che sono là? E qui inizia la magia. Quando ho iniziato io a fare della scrittura espressiva in momenti di tanta repressione, perché avevo dei sintomi magari al collo piuttosto che in varie parti del corpo, sentivo questo bollore, no? Questo bruciore. Allora lì c'è qualcosa, cioè questa paura da qualche parte ha una radice in queste rabbia, tristezza, imbarazzo, quello che vuoi, no? Senso di non essere abbastanza. E lì ho iniziato a scriverlo come mi aveva insegnato una delle mie mentori, la Nicole Sachs, che usa la scrittura espressiva per svuotare questo serbatoio. Quanto ci vuole per svuotare questo serbatoio? A volte basta un giorno, a volte bastano 3 settimane, a volte bastano 6 mesi, ma bisogna svuotare. E in questa scrittura espressiva cosa scriviamo? Ora fammi parlare della scrittura espressiva, perché nei miei video troveresti tantissime meditazioni, no? Ma la meditazione non vuol dire rilassare solo il corpo, la meditazione vuol dire fare uscire quello che il corpo ci sta dicendo, sentendo quello che ci sta dicendo e accettarlo per così com'è, perché noi siamo stati bravissimi a controllare i sintomi fino ad oggi, ma non ha funzionato, perché noi non dobbiamo controllare i sintomi, noi dobbiamo sentire questi sintomi, accettarli e poi quando vengono accettati la nostra consapevolezza li fa uscire, li fa quasi come se fosse una sorta di pentola bollente che quest'acqua sta bollendo, questi sono i tuoi sintomi e vengono fuori in vapore semplicemente perché sei riuscito a portare fuori, ad aprire la pentola. Come facciamo a aprire la pentola? Scrittura espressiva. Si chiama anche scrittura terapeutica. Questa è una vera e propria terapia, viene usata in ambito psicologico. Ora, ci sono 3 cose che tu puoi iniziare a scrivere. Stress del passato, stress del presente e stress, anzi, non del futuro, ma qui mettiamo della personalità. Noi sappiamo che la tua personalità probabilmente è una personalità che si mette tanta responsabilità addosso. Responsabile. Ora, scrivo malissimo, ma voglio farti capire cosa voglio dire. Stress è presente, possono essere gli stessi sintomi, ma ti ho detto che i sintomi non sono solo la superficie del problema. Quali sono le rabbie che hai in questo momento? Quali sono le tristezze? Ok? E qua del passato, cosa è successo nel passato? Un qualcosa, un evento che è successo, che se ci pensi ancora ti porta su dei sintomi, ti porta su della rabbia, della tristezza oggi nel presente. E a quel punto
iniziando a scrivere con una tecnica particolare di scrittura espressiva, inizia a svuotare questo serbatoio che da qua inizia a scendere, e vedrai che quando iniziano a scendere questo serbatoio, quindi abbiamo espresso questo inconscio, la tecnica di scrittura espressiva sono semplicemente 15 minuti al giorno di scrittura di queste cose che ti sto dicendo, senza mai smettere di scrivere. Puoi farlo a penna oppure lo puoi fare al computer. Metti 15 minuti di timer, inizi a scrivere e a quel punto non ti fermi fino a che non arrivi al minuto 0. E lì noterai che questo serbatoio inizia a scendere. Non è detto che la rabbia e la tristezza va giù, anzi potrebbe andare addirittura su, perché è proprio quello che vogliamo, che vada su e venga espressa. Dopo questi 15 minuti il tuo sistema nervoso è a un livello, diciamo, particolare di sensibilità, inizi a sentire magari dei sintomi che non sentivi prima, e lì è il momento di fare 5-10 minuti di meditazione, accettazione, il tracciamento somatico, perché sai che stai lavorando su te stesso, su te stessa. E perché tu dirai la scrittura espressiva? Perché talk therapy per 10 anni di psicoterapia non serve se non lavori su te stessa o su te stesso. Svuotare, lo puoi fare anche a voce, ma quante cose puoi scrivere che non hai mai detto? E quei segreti o quegli eventi che tu non hai mai detto, li puoi scrivere in un foglio. I sintomi possono essere guardati quindi oggi come rabbia, tristezza, repressione di inconsci. E a quel punto a parlare anche della responsabilità che ti stai mettendo addosso, della pressione, del fatto che sei un people pleaser, che non ti vuoi bene abbastanza, tutte cose che puoi scrivere qua dentro e sfogarti in questo foglio per 15 minuti e vedere cosa succede dopo. Ti garantisco che se fai questo con una veramente voglia di cambiare la tua vita, i sintomi vanno giù e questa fatica, questa ansia inizierà a sentirsi di meno, inizierai a muoverti di più. Non puoi oggi aspettare che la tua vita fuori di te cambia per cambiare la vita tua interna. Devi fare il contrario, devi iniziare a prendere queste informazioni oggi stesso, iniziare a prenderci 15 minuti del tuo tempo perché ce l'hai, invece di scrollare il telefono su YouTube, su Facebook o su Instagram, prenditi 15 minuti, inizi a scrivere con questa tecnica che ti dico non è importante da dove inizi, può iniziare dal presente, può iniziare dal passato, può iniziare dalla personalità, ma è importante che inizi a scrivere. Scrivi, svuota, svuota, svuota e l'inconscio inizierà a diventare conscio, perché quando non ti fermi con la penna, l'inconscio inizia a parlare. E guarda, ti do un indizio, una vera cosa che mi aiuta e ha aiutato molti miei clienti. Quando ti fermi e non sai più cosa scrivere, pensa come il tuo bambino interiore si sta sentendo e parla con quella voce lì. Non parlare da adulto, inizia a pensare io sono un bambino, sono dentro di me, il piccolo Alessio, ok? La piccola Maura, Mauro, Laura. Cosa sta dicendoti? Ti sta dicendo che semplicemente vuole gridare, semplicemente vuole mandare via, mandare a quel paese tutti. Va bene, fallo, scrivilo e senti cosa succede all'interno del tuo corpo. Ovviamente poi il tuo adulto dirà, ma no, io non posso fare questo, ma io no, se mi comporto così la gente cosa penserà di me? Ma tu inizi a scriverlo da bambino, tu inizi a pensare che queste cose le stai scrivendo come se fossi un bambino o una bambina. E noterai che i tuoi sintomi, una volta che tu hai finito, inizi a sentirti più leggero, più leggera, inizi a sentirti che c'era qualcosa veramente che stavi tenendoti dentro. E questa repressione porta a dei sintomi anche molto gravi, ok? Ci sono persone che soffrono veramente di dolori allucinanti e cosa pensano? Che il problema era che era la postura, la scoliosi, la cervicale, quello e quell'altro. Invece ragazzi no, bisogna aprire la mente, perché se sono passati 2 o 3 anni, hai fatto delle terapie
di un certo tipo e non ti hanno dato risultati, vuol dire che non sei andata nel tuo centro del problema. E il tuo centro sono le emozioni, quelle represse, quelle inconsce. Quindi un'altra cosa prima di chiudere, non è quello che senti il problema, è quello che non senti, è quello che non senti, quello che non vuoi sentire, quella tristezza, quella rabbia, perché l'hai appacchettata, l'hai messa, l'hai soppressa, perché non ci vuoi pensare a certe cose. Allora riportiamole su, ok? E mettiamole su scritto e a quel punto vedi cosa succede. Ci sono diverse tecniche che usiamo. Questa, la scrittura espressiva, è una delle più potenti, secondo me, sono tutte potenti, ma è quella che veramente arriva al punto, al centro della situazione. Poi c'è il tracciamento somatico, il tapping, certo, quello aiuta, diverse persone hanno diversi benefici su certe tecniche, ecco perché seguiamo persone uno a uno, ok? Dove ti diamo un programma da fare e ogni settimana, ogni giorno tu hai qualcosa da fare. E se veramente vuoi cambiare la tua vita, lo puoi fare in 2 mesi, lo puoi fare in 3 mesi, se veramente vai dritto al problema. Però ti devi prendere la responsabilità adesso di cambiare la tua vita. Se lo vuoi fare, lo puoi fare da solo, da sola, da stasera stesso, scrivi, riprenditi questo video, guardati i miei video che trovi nel canale. Se invece vuoi veramente fare un salto e dire ora mi prendo la responsabilità, nel 2025 che sto facendo questo video, voglio cambiare la mia vita. Prenditi 2-3 mesi di tempo, fatti seguire, ti invito a candidarti se soffri di queste cose che ti ho detto e vedere se possiamo essere l'uno per l'altro, io e il mio team. Guarda nel link in descrizione per candidarti, ci sono i posti limitati e selezioniamo in base, insomma, non solo il sintomo, ma selezioniamo anche in base a quanta voglia quella persona veramente ha di cambiare. Per adesso è tutto, io sono il dottor Alessio Veneziano, ci vediamo al prossimo video e ti lascio qui in alto a destra un video che potrebbe darti una mano ulteriore per questo step che stai facendo. Ciao e a presto!